Zanetti, c'è lo spazio su Luciano, si accende improvvisamente Zanetti, attenzione, girarsi. Allora allontanato si arriva solo per un attimo perché si è fatto avventato di Goni, deve rimediare Zanetti. Milito, comincia a cercare Materazzi per ricominciare da dietro, profondità. Sbagliato il lancio con direzione, Granoce, Cambiasso, Rigoni, Marcolini, si distende il tiro con Luciano. Va a cercare la Delizia con un pallone troppo lungo, anche se Materazzi non è un lento però. E il tiro va bene, nuovo gol. Si è dato nuovo il primo, poi Manzoni. Molto sereno, molta più tensione, anche per questo giocato, qui passate sbagliato, controllate la prima che scivola, ma la terra recupera il pallone, riesce a giocare per Polsen, errore rimasta a terra con le prime, ma si rialzano, Marchisio si propone il tiro a sinistra, in mezzo c'è solo Diego, arriva Marchisio adesso, e la persona ovviamente, no perché mancava era anticipato, Cagliari in questo momento 10 contro 11, qui forse appunto. Prima azione pericolosa del Milan sugli sviluppi di questo calcio di battuto da Ronaldinho, c'è anche Pirlo sul pallone, poi però il Milan sicuramente alla rispostazione della nota sulla posizione sempre con la grande sempre entrata anche lui dalla parte opposta per Thiago Silva, il loro ringraziamento a Totò Di Natale in una stagione semplicemente entusiasmante, un Di Natale che raggiunge nella classifica europea Higuain, rete numero 27, Messi sembra irraggiungibile a quota 32, alle sue spalle gente come Cristiano Ronaldo, l'unico negro in palla, braccio con il Marino, striscioni di ringraziamento anche per il tecnico di Marsala, 1-1 tutto da rifare per il match, ma era la rete e la notizia più attesa in questa sfida tra Udinese e Bari. Super Magrego, rete numero 14, risponde Di Natale con la 27esima, erano due giocatori in assoluto più attesi, tutto da rifare con Alvarez che prova adesso a sfondare sulla destra, uno contro uno contro Pasquale, Alvarez si ferma, vuole l'aiuto di un compagno, tarda ad arrivare del Monte e allora va comunque a fare una rimessa con le mani, Udinese che è cresciuta fino ad arrivare al gol del Bari, la solita girata al volo nel cuore della rete numero 47 su 5 al 1 proprio nei 16 metri, che insomma difficilmente si trova da fuori, ma quando arriva in aria e arriva a peso riesce sempre a fare una cosa importante, 1-1 dunque dopo 22 minuti e 20 secondi. Non passa Quagliarella, fermato in maniera pulita dalla difesa dell'Atalanta, prova di partire così ricordi che protegge il pallone e finisce l'attacco letteralmente fantastico, l'assist di tacco di Amoruso su Rivotti Filmo che in corsa però chiude la sequenza con una pallata e finisce in curva. È comunque un Napoli che soffre la velocità dell'Atalanta quando le parte, vai avanti. Partita che timidamente prova ad accendersi anche uno dei suoi protagonisti principali, Fisciatella in questo istante Cassano completa una punizione interessante per la sua Sampdoria, per ricordo Dino Cellino, 23 minuti sulla cronometro, poche le emozioni alla Barbera, attenzione che ovviamente si fa sentire da una parte e dall'altra, pubblico che prova a scuotere i 22 in campo, si fa sentire anche i poco più di 2000 tifosi che sono arrivati da Genova, alcuni tra l'altro molto sfortunati hanno dovuto rimanere nella capoluogo ligure per problemi in aeroporto con le partenze dei charter verso la Sicilia, che serve una punizione per la Samp sulla punta battuta Ziegler, area intasata davanti a Silvu, ovviamente tutti i saltatori della Samp all'interno dell'area di rigore
sono quelli della Sampdoria, allora vedi che perfetto a rilanciare in avanti, dove recupera sopra l'istante del pallone la Sampa, ma torna lì a possesso palla di Geranio, allarga il gioco sulla destra, non c'è Migliaccio, tira la sovrapposizione anche di Cassani, con la spinge il Palermo con Migliaccio che entra nella tre quarti di giù del piazza, la gioco per Cassani, Cassani c'è l'angolo sulla destra, Pastore nella mezzo, il pallone di Pizza, il campo di Piazza, il chiamate pallone sullo fondo, chiama Napoli. Mazzonella interessante questa che ospita un pallone importante per Napoli che esce in posizione fa tutto cercando l'incrocio di pancia e entrare alta del super per Consigli sempre 0-0 Torino. Problemi sugli spalti a Torino, una delle due curve bianconere ha lanciato qualche pezzato nel settore ospite rubato da circa 300 difesi del Parma, mentre Parma va a battere questo calcio di punizione per venuti anche gli Stewart. 20 ancora da giocare nel corso del partito, nel gol del ora la dinamica al 20° Udinese. 2-1 Udinese, minuto 25, rete di Pepe, guardate cosa va a combinare sul lancio di Natale, con il destro gancio sul fondo, con il sinistro, palla alle spalle di Padelli, rete assolutamente splendida, la settima stagionale per Simone Pepe che è scattato proprio al limite del fuorigioco, 2-1 Udinese, ribaltato il gol del vantaggio di Barreto, ed è una rete bellissima, ancora grazie di Natale Pepe, Milano. Con un avvio interessante l'Inter ha rallentato in maniera sensibile, forse anche spaventata dal gol del vantaggio del che subito rimontato con l'autorete di Mantovani. Prova ora a spingere sul settore destra Maicon, pallone nello spazio dove rincorre Milito, spalla alla porta, marcato proprio da Mantovani, l'autore dell'autorete che ha regalato il pareggio.